San Lorenzo di Montagna. Buon pomeriggio. Ricomincio presentando la dottoressa Miriam Curti, laureata presso l'Università degli Studi di Bologna con una tesi di Padova, scusate, con una tesi sullo spopolamento montano nella provincia di Belluno. Ha insegnato italiano e storia negli istituti superiori di secondo grado. Ha pubblicato articoli e saggi su giornali e riviste locali, pubblicazioni quali Le chiese scomparse nelle pievi di Mel, Trichiana e Lentiai, Le confraternite a Mel, Trichiana, Lentiai e Villa di Villa, Stemmi e antiche famiglie di Mel, Famiglie nobili di Belluno, Famiglie cittadinesche di Belluno, Tesori d'arte nelle chiese del Bellunese, Sinistra Piave, Tra storia e imprenditoria bellunese, La conceria dei fratelli Colle. Notizie da Mel 1919-1963, Notizie da Borgo Valbelluna 1866-1915 del 2022, socia fondatrice del Circolo Promozione Cultura di Mel e del gruppo teatrale Zumellese. Cedo la parola alla dottoressa Miriam. Grazie. Buon pomeriggio, spero di non farvi annoiare, anche perché non ho presentato slide e perché dopo l'autopranzo uno magari avrebbe voglia di fare la penichella. E abbraccio, cerco di tenervi svegli il più possibile. Allora, il personaggio di cui vorrei parlarvi è Luigi Alpago Novello. Luigi Alpago Novello, il sottotitolo è Intellettuale poliedrico che operò in provincia di Belluno e nell'Alto Trevigiano. Fu medico, infatti, dopo la sua laurea, ottenuta a 22 anni, è nato nel 1854, quindi fatevi i conti, 80 rotti, rimane medico fino all'86, a Cison di Valmarino, e la cosa sorprendente è questa, che in provincia di Belluno non ci sono studi recenti su Luigi Alpago Novello. Gli studi più recenti sono quelli fatti a Cison di Valmarino. Uno ultimo che ho visto è sulla Cison itinerari e cose del genere, in cui dedicano 2 pagine molto fitte appunto su Alpago Novello. E a questo punto ci si domanda, ma come mai il suo luogo d'origine, la provincia di Belluno, discendente tra l'altro da una nobile famiglia, la famiglia Alpago, che poi si unisce alla famiglia, essendo estinta la famiglia Novello, acquisisce anche il nome di Novello. Sì, in provincia di Belluno, a Belluno, vicino a Baldenicca, dove ci sono peraltro le carceri, c'è una via dedicata ad Alpago Novello. Il nipote, architetto Adriano, ha fatto il progetto della chiesa di Alpago, però di fondo c'è un suo monumento, chiamiamolo così, che si chiama Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore, però non c'è nessun saggio recente su di lui. Quindi, mentre, vi dicevo, nel 21 è stato pubblicato a Cison di Valmarino, che vuol dire che ha lasciato un ottimo ricordo a Cison di Valmarino e che questo legame esistente tra il bellunese e il trevigiano, l'Alto Trevigiano, può aver portato anche dei frutti significativi. Dicevo già che avviene da una nobile famiglia bellunese. Un suo avo particolarmente importante è Magister Andrea, che dopo la laurea in medicina era partito per Damasco ed aveva fatto una traduzione vi do subito il titolo in latino, Avicenne Philosophi Preclarissimus et Medicorum Principis Compendium, cioè a questo punto è ritornato, siamo tra la fine del 400 e l'inizio del 500, ritorna in Italia, insegna all'Università degli Studi di Padova e
vi parlerei fino all'Ottocento, i libri del Lavo di Pago Novello vengono adoperati nell'Università di Padova, perché gli studi di medicina fatti nei paesi arabi erano decisamente più avanzati rispetto a quelli che erano stati fatti in Italia. E quindi ha avuto grosse... I suoi avi quindi furono persone molto importanti. Lui che cosa fa di così importante? Dirò che la sua famiglia a un certo punto passa un momento di crisi, come succede al secondo Ottocento, in particolare nel secondo Ottocento, a tante famiglie nobili. Il padre deve vendere il palazzo di Belluno e deve vendere anche la villa di Frontin, di Trechiana. Quindi appena lui si laurea, porta a casa sua a Cison di Manarino padre e sorella rimasta vedova e là pone la sua residenza. Pur essendo una persona che discende da nobile famiglia, ha una particolarissima attenzione per la gente che ha dei problemi. Quindi sarà un medico che sperimenta, che fa addirittura post mortem, cerca di studiare attraverso piccole autopsie, cose del genere, le motivazioni per cui una persona è deceduta. E tra l'altro partecipa all'inchiesta Iaccini, che era del ministro Iaccini, quindi siamo nel periodo del governo De Pretis. E da questa inchiesta emergono alcune osservazioni che la prima volta che ho letto mi hanno lasciato veramente sconvolta. Ve le leggo, perché una perlomeno ve la leggo. Se si ammala un bovino, la famiglia si butta nella massima disperazione. Corre il veterinario, se la cura è gratuita, o da un empirico ed eseguisce tutte le operazioni a puntino. Qualche cuore più sensibile se ne accura tanto da ammalarsi e da chiamare il medico, perché la gran passione provata gli ha tirato addosso una malattia. Spesse volte si percorrono molti chilometri per chiamare il veterinario, affinché venga a visitare un vitello che ha poca voglia di mangiare. Si lasciano invece ammalarsi e morire i bambini, senza fare appello al medico o senza perlomeno eseguire le di lui prescrizioni. Un contadino disceso da una montagna per consultarsi con lo scrivente a proposito di un suo figlio infermo, fattasi fare una ricetta, andò da un negozio vicino a comprare dei chiodi per inchiodare la bara del figlio, nel caso che gli venisse a morte, senza dover essere per questo costretto a discendere dal suo monte. È una persona che ha capito purtroppo la situazione delle campagne venete in questo periodo e che cerca di agire in tutti i modi perché questa situazione veramente disastrosa non possa cessare. Quindi farà degli studi sulla pellagra. Tra l'altro cerca di barcamenarsi tra due diverse metodi tesi riguardanti la pellagra, perché c'era una tesi che diceva la monoalimentazione, un'altra tesi che parlava di un grano turco che aveva muffe o cose del genere. Lui cerca di barcamenarsi e comunque poi si appurerà che è la monoalimentazione, la mancanza della vitamina PP. Comunque a questo punto poi ci interessa per esempio della medicina popolare e mette in risalto quali sono gli aspetti negativi di questa medicina popolare. Poi si avvicina al popolo addirittura scrivendo delle opere per matrimonio, delle poesie epitalamiche, scrivendo anche addirittura delle commedie, quindi proprio un tentativo di avvicinarsi a questa popolazione di Cison del Malmarino. Però si scontra per meglio dire con il conte Brandolini e siccome
all'epoca, dopo l'Unità d'Italia, i medici erano dipendenti delle amministrazioni comunali, il conte Brandolini era sindaco, che cosa fa? Lo prima possibile fa in modo che se ne vada via e dovrà abbandonare Cison di Valmarino. La Cison di Valmarino comunque, vi dicevo, la popolazione continua a ricordarlo. Andrà a finire per un breve periodo di tempo a Pederobba, poi giovanissimo, 32 anni, riesce a vincere il concorso per diventare medico del reparto psichiatrico di Feltre, del manicomio di Feltre, e riuscirà quindi ad avere un arco di tempo abbastanza lungo, primariato dapprima abbinato ad un'altra carica, comunque riuscirà ad avere per circa 30 anni questo incarico importante. Di questo periodo della sua vita io mi soffermerei su alcune cose in maniera specifica. Prima di tutto fa una denuncia all'amministrazione provinciale della enorme quantità di persone che vengono mandate in manicomio semplicemente per liberarsi di pesi della società. Quando non si sapeva dove tenere una persona che aveva dei problemi, si mandava in manicomio. Si liberavano così le carceri, le famiglie e tutto quanto dei pesi della società. Quindi fa questa prima denuncia. Seconda denuncia che fa, e che è particolarmente significativa, è legata a quel discorso della pellagra. Penso che tutti voi sappiate che la pellagra viene chiamata la malattia delle 3D: dermatosi, dissenteria, demenza. Quindi in una prima fase ci sono delle eruzioni cutanee, seconda fase ci sono dei problemi intestinali e la terza fase uno va fuori. Per cui soprattutto le donne erano le persone maggiormente ricoverate nell'ambito del reparto psichiatrico. Perché? Perché dice, ovviamente le donne nelle famiglie dovevano avere una funzione di produzione-riproduzione, quindi dovevano produrre ma anche riprodurre e ovviamente avrebbero avuto bisogno di una alimentazione migliore. Ovviamente l'alimentazione migliore era tenuta dai maschi della famiglia e quindi moltissime donne in percentuale abbastanza alta, soprattutto noi lo troviamo nella zona del Feltrino, Arsie, cose del genere, ci sono stati addirittura degli studi su questo che sembrava addirittura era appurato che la natalità ha avuto un crollo perché le donne rispetto ai maschi che migravano erano in condizioni di salute molto più tali da far sì che non fossero capaci di mettere al mondo dei figli. Tanto per darvi l'idea della situazione particolarmente difficile. Terza cosa che li mette in risalto, quindi si dà da fare per tutta questa problematica. E l'altra discorso sempre della psichiatra è quello riguardante l'immigrazione e scopre, forse è una cosa che non si può parlare di scoperta, comunque mette in evidenza soprattutto il discorso dell'emigrazione in cui si crea una dissociazione spaziale tra il paese di origine e il paese dove una persona va e poi anche una dissociazione socioculturale, perché uno che tenete presente che soprattutto in provincia di Belluno l'emigrazione era stagionale, c'è una fetta che è di emigrazione permanente verso le Americhe, eccetera, però la maggioranza aveva una migrazione di tipo stagionale, per cui continuavano a tornare, non so, periodo invernale, quando chiudevano i cantieri, quando chiudevano i lavori sulle ferrovie, sulle strade, eccetera, in Italia, e poi ripartivano. Allora, questo continuo pendolarismo tra determinati tipi di abitudini e determinati ambienti crea un disorientamento per cui una serie di persone va a finire qua. A questo punto diceva, ha scritto
una serie di libri, ha cercato di intervenire, ma ha fatto anche qualcosa di pratico. Allora, qualcosa di pratico lo ha fatto ancora Cison di Valmarino. Prendendo lo spunto dalle latterie tornarie che erano state istituite nel Bellunese da Don della Lucia, propone a Cison di Valmarino una latteria tornaria. Sui libri più recenti si scrive con l'assenso del conte Brandolini. Ovviamente senza l'assenso del conte Brandolini non avrebbe potuto fare niente, però ci sono state delle prove che lui ha partecipato anche come relatore a dei convegni che sono stati fatti a Belluno sulle latterie tornarie, quindi sicuramente l'input per la costituzione di queste latterie tornarie è arrivato da lui, che aveva visto l'esempio delle latterie tornarie bellunesi e aveva visto anche i vantaggi che ne ricavavano gli altri. Guardate che questo discorso non viene riconosciuto. Io ho visto un articolo del Pittalis, per esempio, che diceva che la prima latteria tornaria esistente in provincia di Treviso è quella di Soligo. Non è vero niente. Nel Veneto non è vero assolutamente niente. Cioè, le prime latterie tornarie sono quelle a Gordine e dopodiché arriviamo nella zona di Cison di Valmarino e poi da là, da Cison di Valmarino, si dirama in tutte le altre zone del Trevigiano. Oltre a questo, e questa direi è un po' una novità in assoluto, nel senso che nessuno aveva ancora avuto il coraggio di andare a spulciare i registri comunali del comune di Trichiana. È stato per un certo periodo di tempo assessore e sindaco a Trichiana. Direi che come mai a Trichiana? Allora, dopo aver avuto il primariato, comincia a stare meglio dal punto di vista economico e quindi acquista di nuovo la sua villa e la sistema, quindi diventa la villa di Trichiana il luogo dove abita abbastanza spesso. E quindi a questo punto, visto che poi era Feltre la località, a questo punto entra a far parte del Consiglio Comunale di Trichiana e porta il suo contributo anche al Consiglio Comunale di Trichiana. Guardate, purtroppo i registri comunali, una serie di registri comunali sono andati perduti. Penso che qua c'entrino anche i topi che hanno mangiato alcune di queste cose o sono... No, veramente, guardate che non sto facendo le battute sui topi. Purtroppo una parte dell'archivio comunale di Trichiana era nella soffitta del municipio dove c'erano i topolini, insomma, e quindi la situazione è stata quella. Quindi sono andati perduti, quindi non posso raccontarvi tutto, ma vi dico che per esempio nel 14 al Pago Novello, nel momento in cui circa 1 migliaio di operai che lavoravano come migranti ritorna a Trichiana, fa una proposta alla Giunta che viene accolta di prendere le disposizioni per l'istituzione del calmiere, almeno del pane e della farina di grano turco, tenendo presente la possibilità di istituire un proprio spaccio di farina a puro prezzo di costo. Poi dice di fare le pratiche immediate per procedere al più presto possibile al riatto di alcune strade. Poi di approvare un sussidio di 500 lire a favore degli emigranti poveri rimpatriati, quindi cerca di attivarsi. Non solo, ma poi nel momento in cui nel 1914 il sindaco locale dà le dimissioni, che era il sindaco Vincenzo Barcelloni Corte, che aveva una proprietà appunto della Trichiana, accetta di diventare sindaco di Trichiana. E in questo periodo, siamo nel 14, trovandosi nel comune di Trichiana come al solito, perché uno dei grossi problemi che avrà il comune di Trichiana sarà appunto quello che è sempre in deficit, ha sempre bisogno di fare dei mutui, eccetera. Guardate che attualmente il comune di Trichiana si è fuso con Mel e Lentiai. La situazione era difficile in tutti e tre i comuni, però Trichiana è proprio caratteristica per queste sue problematiche. A un certo punto che cosa fa? Cerca di ottenere il pareggio del bilancio, cosa
fondamentalmente impossibile, e approva l'aumento della tassa di famiglia. Però, mentre altri comuni, sempre di questi 3 comuni, hanno un certo criterio per l'approvazione della tassa di famiglia, qua fa una tassa che è non solo proporzionale al reddito, ma che presenta un aspetto particolare, cioè la percentuale aumenta in base alla ricchezza. Vi faccio subito l'esempio. Con l'IRE 30, passano 30 lire da 1.500 a 1.700 lire di reddito. Quelli sotto i 1.500 lire non pagano. E mi pare anche una cosa veramente giusta. No, scusate un attimo, quelli sotto la cesta cifra pagano 2 lire dai 300 ai 400, dai 400 ai 500 pagano 3 lire e avanti fino a 30 da 1500 ai 1700 lire, quindi progressiva, ma anche aumentandola. Cosa succede invece in altri comuni? Che mettono la tassa anche sotto le 300 lire e poi prendono e diminuiscono man mano che aumenta il reddito, in modo che quelli che guadagnano di più percentualmente pagano meno. E quindi qua mostra particolare sensibilità per questa situazione, soprattutto delle persone meno abbienti. E lo stesso lo farà anche per la tassa di esercizio, cioè per quelli che esercitavano delle attività commerciali o delle attività artigianali. 1917, invasione del territorio bellunese. A questo punto Pago Novello parte con la sua famiglia e va a Firenze. E da Firenze lui sarà verrà nominato commissario prefettizio e soprattutto direi cercherà di venire incontro a tutti quanti i profughi. In che modo viene attorno ai profughi? Scrivendo per loro, preoccupandosi che abbiano i sussidi, eccetera, e addirittura cercherà di proporre a deputati e persone di un certo che conosce che il titolo di profughi siano dati anche il titolo di profugo sia dato anche a quelli che a un certo punto erano via prima del 17, quindi le cameriere che andavano a lavorare da qualche parte in Italia, eccetera, che abbiano questo riconoscimento e riuscirà a fare queste cose. Quindi fa un lavoro veramente notevole. Dapprima ai 3 comuni, 4 comuni della Sinistra Piave, Limana, Trichiana, Melle, Lentiai, in un secondo momento Lentiai verrà fatto con Giunitauro. Comunque dalla sua relazione vediamo che ha fatto il suo grande lavoro. Ritornato a Trichiana si trova la sua villa devastata, le opere d'arte portate via, la ricca biblioteca portata via, eccetera. E quindi abbiamo proprio, ci dice che a questo punto della sua villa di Frontin sono state portate via 20.000 volumi, rare pubblicazioni locali, raccolta di ritratti di famiglia, dipinti di Caffi, Moec, Seffer, Madalotto, Cima, eccetera. Ci fa tutto l'elenco di quanto è stato portato via. Fa la relazione di quello che ha fatto, però la situazione dell'immediato dopoguerra è talmente difficile che a questo punto preferisce ritirarsi a vita privata e abbandonare tutto quanto il lavoro di amministrazione pubblica. Negli aventi prenderà e andrà in pensione e dal 20 al 43, quindi per 23 anni, si dedicherà fondamentalmente ai suoi interessi e ai suoi studi.
quali sono i suoi interessi. Allora, gli studi, ha fatto nel 1931 pubblica un'aggiunta alla bibliografia bellunese del Buzzati, nel 1929 fonda l'Archivio Storico Belluno Feltri Cadore, ancora attualmente pubblicato, e quindi dando impulso direi a tutta la cultura provinciale, perché in linea di massima la provincia di Belluno è una provincia artificiale, con delle grandi divisioni tra bellunese, feltrino, cadore, eccetera, che hanno avuto una storia simile, che sono state divise durante il periodo veneziano, che presentano dei campanilismi e avanti. Quindi cerca di unificare un momentino tutto, in modo che anche gli studiosi di tutte le parti della provincia possano portare il loro apporto. E quindi direi un'opera meritoria, con una serie di pubblicazioni anche sull'archivio storico che tracimano addirittura dopo la sua morte, nel senso che sulla famoso San Boldo compaiono per una serie di anni ancora degli articoli che aveva preparato in precedenza, e va anche alla ricerca, non so, di scrittori, di cronache delle epoche passate, non lo so, il periodo per esempio di Gregorio XVI, Papa bellunese, eccetera. Ma un'attività che ho scoperto, che penso che non molti conoscano, è la sua attività di collezionista. Aveva cominciato ancora prima della guerra, prima guerra mondiale, a raccogliere delle incisioni fatte sia da autori bellunesi del Settecento, sia fatta e quindi di incisori che avevano ripreso opere di autori bellunesi. Quindi, non lo so, Tiziano non è un incisore, eppure lui ha collezionato anche le opere che erano state incise di Tiziano, oppure di Sebastiano Ricci, di Marco Ricci, anche se. E ne ha raccolte oltre 1400. Ha continuato la raccolta il figlio Alberto Alpago Novello, altra personalità significativa, perché fu architetto, urbanista, eccetera, fece piani regolatori non solo di città italiane, ma anche di Cirene, Bengasi, eccetera, cioè in Libia e avanti, e fu anche storico. Per esempio tracciò quella che a suo parere era stato il percorso della Claudia Augusta Altinate. E questo ha continuato la collezione paterna. A un certo punto, dopo la morte di Alpago Novello Alberto, i figli hanno deciso, tra cui l'architetto Adriano Alpago Novello, tra l'altro importante anche oltre che alcune pubblicazioni sulle ville bellunesi, eccetera, per i suoi studi sull'Armenia. Il primo che fondamentalmente porta a conoscenza di un pubblico vasto l'Armenia, che studia in Armenia. Io sono stata in Armenia, 2 persone mi ha parlato immediatamente di 2 persone, Adriano Alpago Novello, e tutti gli armeni lo conoscevano, perché veramente, e seconda persona l'Antonia Slan. Quindi proprio, hanno dato allo Stato italiano oltre 1400 incisioni. Queste incisioni sono state assegnate al Museo Fulcis di Belluno, e attualmente si sta compiendo la catalogazione informatica. Però fino adesso penso che poche persone sapessero anche di questo hobby di Alpago Novello. Quindi è una figura, direi, che ha avuto molti pregi, sia per il bellunese sia anche per il trevigiano. Grazie di avermi ascoltato e di non aver venuto.
c'è scritto della Coletta. Questa è la prima. Sì, dovrebbe essere almeno. Sì, ci siamo. Sì, si vede, perché più di quanto dirò io parleranno le immagini, perché ho portato un po' di immagini della produzione di questo artista. Prego. Sì. Secondo intervento tenuto dal dottor Giovanni Tomasi e dalla dottoressa Silvia Della Coletta. Giovanni Tomasi, medico, ricercatore negli archivi e sul campo, si occupa di linguistica, etnografia, storia e storie dell'arte, con all'attivo 20 monografie e 80 articoli, fra cui parecchi su riviste specializzate. L'area di interesse immediato è il Veneto settentrionale e dintorni, socio del circolo dalla sua fondazione nel 1981. La dottoressa Della Coletta, laureata in scienze geologiche, ha lavorato come quadro aziendale in una multinazionale farmaceutica, studiosa di storia medievale e storia ebraica, al suo attivo pubblicazioni di monografie ed articoli di storia e saggistica. È socia del circolo dal 2004 e dal febbraio del 2019 ne è presidente. Inoltre è fondatrice e presidente dell'Associazione Culturale Vittorio Veneto Ebraica, a cui cedo la parola. Grazie. Ecco, forse adesso sarà migliore la... Dunque, io devo necessariamente riassumere la vita di questo artista perché è veramente una vita piena. Naturalmente negli atti e nella pubblicazione specifica che seguiranno gli atti del convegno, quindi daremo conto di tutto. Intanto diciamo questo. Noto anche come Antonio, suo secondo nome, e quindi spesso chiamato Tony. In casa veniva chiamato zio Tony, io l'avevo sempre sentito così. Nasce a Vittorio il 4 dicembre del 1885, muore a Spresiano, tra l'altro per caso perché era residente a Treviso, il 3 novembre del 1992, figlio di Domenico e Orsola Carbas. Suo padre, il serravallese Domenico, di professione agente in proprio, era attivo in varie città del Veneto, mentre la madre Orsola, diplomata maestra, era figlia di Giovanni Carbas, di condizione possidente, e della valdobbiadenese Margherita Pizzolotto. Abele, il 13 ottobre del 19, sposa annunciata Alessandrina Inico di Caravaggio in provincia di Bergamo. Avranno 2 figli, Giuseppina e Domenico. Qui abbiamo il figlio di Giuseppina, Alessandro. La sensibilità artistica era presente nella famiglia di Abele fin dai nonni di entrambi i rami. Infatti il nonno paterno, sempre di Serravalle, Giovanni Della Coletta, 1811-1881, aveva fatto eseguire il proprio busto in gesso dipinto. Non era cosa comune per i tempi. Questo busto è passato tra le generazioni, ce l'avevamo in casa noi. Mentre nell'altro ramo il terzese Giovanni Carbas, 1797-1857, era un raffinato scopritore di talenti. Un esempio per tutti è lui che riconosce la potenzialità del giovanissimo Marco Casagrande, che diviene un famoso scultore. Questa sensibilità per l'arte continua nella famiglia e la seguiamo fra i discendenti. La figlia Giuseppina era un'apprezzata storica dell'arte e 2 dei 3 nipoti, Luca fu grafico pubblicitario e Mario fu uno stimato collezionista e critico d'arte. Circa la formazione di Abele, inizia a Venezia.
Qui Abele frequenta l'Accademia di Belle Arti dove conosce il coetaneo Cesare Mainella, anche lui artista cosiddetto capesarino. Venivano cosiddetti gli artisti che poi hanno esposto, no, a Capesaro in varie occasioni. Si diploma nell'aprile del 1906 e poi rimane a Venezia, diventa allievo negli anni 1906-1908 del celebre Luigi Nono, insegnante nel prestigioso Istituto Veneziano. A Venezia poi rimane fino al 1913, lavorando in un proprio studio. In questo periodo abbiamo tracce di lui ad Asolo. C'è una pala nella chiesa, nella pieve, no? di Asolo, la chiesa maggiore in centro, c'è proprio una pala di lui, andrebbe restaurata, siamo andati a vederla, comunque esiste. Quindi ad Asolo, città dove abitava la sorella Estra, e poi in Piemonte, dove si dedica al ritratto. A Roma, dove lavora per i musei vaticani e frequenta le lezioni libere dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Inizia la carriera di pittore nel 1906, esponendo la sua prima opera pittorica intitolata Mattino alla Mostra Nazionale di Belle Arti di Milano. Questa è la famosa mostra durata dall'aprile al novembre del 1906 in un grande padiglione che era stato costruito apposta nei giardini di Brera. E la richiesta di partecipazione a questa mostra era molto severa, nel senso che bisognava presentare le opere 6 mesi prima e ovviamente non è che tutte potessero essere accolte. La sua è stata accolta. L'artista poi parte per Buenos Aires nell'aprile del 1913. Nella capitale argentina ritrova l'amico e collega di cui ho detto prima, il capesarino Cesare Mainella, un'amicizia durata poi una vita. Ed insieme poi a un altro amico, Aristide Vianello, aprono uno studio come pittori e decoratori di edifici e vivono in una bella casa del quartiere Palermo di Buenos Aires. Sono moltissime le conoscenze che fa in Argentina che dureranno anche poi come amicizie per tutta la vita. E da ricordare è che dalla metà dell'Ottocento l'Argentina è stata meta di milioni di emigranti italiani, distribuiti un po' ovunque, ma specialmente nella capitale, in Buenos Aires, tanto che al censimento del 1914 in questa città abitavano 312.000 cittadini italiani, quasi il 20% della popolazione, e da questi bisogna aggiungere naturalmente le migliaia di naturalizzati e oriundi. Bene, il maestro rientra in patria alla fine del 1915, una lettera della madre, era scoppiata la guerra e dal febbraio del 1916 si arruola come volontario nell'esercito. Alla fine della guerra anche per lui ci sono alcune onorificenze, Croce del Merito al merito di guerra, al valor militare, poi anche la Croce di guerra al valor militare. Inoltre fu insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia nel 1933 e successivamente Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto nel 1968. Il maestro si stabilisce poi a Vicenza. Dal 1919 al 21 apre uno studio di pittura. Qui partecipa alla vita culturale ed artistica. Si iscrive alla famosa associazione d'artisti ed amatori d'arte Il Manipolo e successivamente al Sindacato Provinciale Artisti, cui rimane iscritto fino al 1932. A Vicenza l'artista nel 19 viene anche nominato commissario della prestigiosa Accademia Olimpica. Nell'estate del 19 si trovava ad Asiago e dal 21 qui prende residenza fino al 1930, lavorando come direttore e insegnante della Scuola d'Arti e Mestieri. Se andate sulla home page dell'attuale scuola adesso è un istituto tecnico, fanno riferimento proprio ad Abele della Coletta come direttore appunto e sostenitore dell'istruzione. In questo decennio l'altipiano di Asiago era in piena ricostruzione e l'artista contribuisce dedicandosi al ripristino della scuola e inoltre collabora in modo propositivo con associazioni e istituzioni che costruivano i monumenti ai caduti della Grande Guerra sui monti.
Castelgomberto, Lozze e Ortigara, dove in quest'ultimo tra l'altro cooperò proprio alla decorazione anche della Cappella dei Caduti. Nel 1925 Abele fonda qui il Centro di Cultura e ne è il primo presidente. Nel 1927 organizza e dirige la mostra dell'artigianato dei 7 comuni dell'altipiano di Asiago. Nel 1926 fonda il giornale Vedetta Alpina e nel 1927 partecipa attivamente alla prima mostra didattica veneta a Venezia. Dal 14 novembre del 1930 con la famiglia si trasferisce a Belluno. Il periodo trascorso a Belluno è per il pittore il più proficuo, per la partecipazione alla ricca vita culturale cittadina cui apporta il suo personale consistente contributo. Rimane documentazione della collaborazione e amicizia con i pittori Virginio Doglioni, Vittorio Schweiger e Celso Valmassoi e della sua intensa partecipazione al cenacolo culturale che si riuniva nell'albergo Cappello e Cadore intorno al suo proprietario Emanuele Campanaro. Nel 1932 fu ispiratore e fondatore del Sindacato Artisti, del quale era già socio fin dal periodo vicentino e per il quale promosse una dozzina di mostre. Nel 1936 Abele collaborò all'organizzazione della 18ª Fiera di Padova. Nel periodo 48-52 fu iniziatore e organizzò le 4 mostre della rassegna culturale Settembre Bellunese. Qui c'è ampia documentazione in Belluno. Nel 1949 Abele con Alessandro da Borso e Virginio Doglioni fece parte della commissione consultiva della mostra dell'arte bellunese dell'Ottocento. Nel 1953 fu membro e fondatore dell'Ordine del Cappello di Belluno e in questo periodo fu più volte presidente della Società Cacciatori di Belluno. Poi l'artista emigra a Treviso con la famiglia, dove prende residenza dal 1953. Nel 1955 Abele risulta eletto fra i 15 membri del Consiglio nazionale della SIABA, Sindacato Italiano Artisti Belle Arti, e il 12 gennaio del 1956 venne esteso l'atto costitutivo del Sindacato Provinciale Artisti di Treviso, aderente alla CISL, e il comitato direttivo, di cui erano 5 soci, fra cui lui, lo elegge come segretario e dello stesso anno diventa anche consigliere nazionale, questa volta, della stessa organizzazione. Dal 1956 è anche direttore tecnico provinciale delle tradizioni, rievocazioni storiche, feste popolari dell'ENAL di Treviso. Dopo il pensionamento il maestro sarà ispettore scolastico per alcuni anni. In particolare, nell'anno scolastico tra il 58 e il 59 esegue 49 ispezioni e 7 controlli. Ancora durante il pensionamento è membro del Consiglio del Consorzio per l'istruzione tecnica provinciale e del Consiglio della Casa dello Studente. In questo periodo l'artista tiene numerose conferenze e scrive articoli per la stampa. Nei primi anni 60 divenne membro anche honoris causa dell'Accademia dei Cinquecento di Roma. Del periodo trevisano va ricordata la sua amicizia col pittore Giulio Ettore Erler. Fu proprio Abele a organizzare nel 1964 la grande mostra retrospettiva dell'amico da poco defunto. Adesso veniamo un attimo anche agli interessi extra. Allora, circa gli interessi oltre a quelli artistici e culturali, Abele era appassionato di caccia, sempre in aperta e cordiale discussione con il suo amico e collega di Belluno, dottor Cristoforo De Vivo. Rimane comunque assodato che, nonostante la sua passione per la caccia, aveva un grande interesse e rispetto per la natura e per gli animali. Egli scrisse il Dodecalogo del cacciatore, autentiche note di passione e di buonsenso che fu pubblicato sì anche per il Gazzettino. Come si evince, Abele della Coletta ha avuto una lunga vita dedicata all'arte, all'insegnamento e alla cultura, con un forte impegno sociale e associativo.
In quest'ultimo campo era un autentico e instancabile organizzatore, pronto a impegnarsi in prima persona per la buona riuscita delle associazioni di cui spesso era presidente, segretario, factotum, consigliere, e questo per circa 50 anni tra Asiago, Belluno e Treviso. Va sottolineato che sia a Belluno che a Treviso egli fu l'iniziatore dell'associazionismo sindacale che portò promozione e tutela degli artisti. Il maestro della Coletta era attivo anche nel volontariato, così nei numerosi corsi scolastici che generosamente, leggi gratuitamente, ha tenuto per emigranti, per dare loro un qualche cosa in più, ecco, un po' di istruzione in più sul disegno tecnico, per esempio. Quindi aveva tenuto come direttore e insegnante e fu inoltre presidente di varie associazioni culturali e venatorie e poi da pensionato rientrò come ispettore, come ho detto prima, e rimase ancora molto attivo nel mondo dell'arte con scritti e conferenze. Circa gli incarichi artistici è impossibile elencarli qui, quindi ha lavorato per istituzioni religiose o pubbliche e per opere commissionate o restauri di opere. Sono talmente tanti appunto che li troverete nella pubblicazione e sono ben descritti. E sono una trentina circa, molte opere sono ancora visibili nelle chiese, nei musei, anche qui a Vittorio per esempio si parlava, ho accennato prima ai ritratti, cioè il ritratto di Emilio Zanette, è conservato al Museo del Cenedese, oppure sono monumenti. Circa i premi, sono molti premi, medaglie d'oro, d'argento in mostre nazionali e regionali. Mostre nazionali e regionali sono circa una trentina, mostre collettive e provinciali locali sono circa 20, mostre personali postume e o collettive sono una decina. Poi ci sono articoli su quotidiani, numerosi articoli si trovano anche nella pubblicazione, no? Sempre nella pubblicazione si troverà anche il lavoro di un critico d'arte che sta esaminando adesso i lavori e quindi ci fornirà il suo lavoro. Dunque, volevo solo leggere velocemente 2 articoli, uno proprio del 34 e uno del 2019. Allora, dal Gazzettino di Belluno scrive il dottor Luigi Zacchi, era la mostra d'arte della provincia di Belluno 1933-34 e così commenta la partecipazione che ho estratto proprio della Coletta. Magnifico è quanto mai il quadro Piazza delle Erbe, che forse si è visto, del professor Della Coletta, per le proporzioni architettoniche, per i chiaroscuri, per la naturalezza e l'animazione delle persone che vendono, comprano. Come del pari è meraviglioso il quadro dello stesso autore La mia famiglia, dove la testa della moglie, come quella dei 2 bambini, sembrano vive e parlanti. L'altro invece è tratto proprio un lavoro recentissimo, il 2019, del professor Finco, e parla della pala per la chiesa di Gallio, sull'altopiano. Fra le espressioni artistiche presenti nella chiesa merita una particolare attenzione la grande tela, sono 3 metri di tela raffigurante San Bartolomeo Apostolo e Martire, patrono della comunità cristiana di Gallio, tela che è collocata nella parete interna della facciata ed è praticamente collocata sopra l'organo, in questo almeno, no? Credo, sì, era sopra l'organo. E, ecco appunto parete interna della facciata ed è opera insigne dell'artista professor Antonio Della Coletta, qui lo chiama Antonio con il suo secondo nome, direttore della Scuola d'Arti e Mestieri di Asiago, nativo di Vittorio Veneto. L'opera pittorica venne esposta per la prima volta il 24 agosto del 1926, quando era arciprete di Gallio Don Primo Giacomelli. Nella tela l'artista raggiunge una prodigiosa compostezza e un equilibrio sorprendente sia nel dosaggio del colore sia nella composizione variata sapientissima, impostata su uno schema piramidale e che non perde di vista l'effetto complessivo della decorazione. Ecco, sì, quindi ad oggi volevo dire non esiste un catalogo di questo maestro e quindi oltre a quanto scriveremo negli atti proporremo anche un catalogo completo, ecco, il più possibile, e possibilmente, abbiamo già parlato con l'assessore qui presente, proporremo forse anche una mostra, no?
ricorrono i 140 anni dalla nascita nel 25. Lo faremo probabilmente nel 24 per approfittare appunto della competenza dell'assessore che è anche storico dell'arte. Ecco, io ho finito, non sono finite, forse sono finite, perfetto. Allora volevo solo un ringraziamento particolare alla signora Giovanna Nicita della Coletta, che è la nuora del pittore, a Luca della Coletta in memoria purtroppo, e ad Alessandro Del Bello, nipote, che è qui presente e che si dà molto da fare. Grazie a tutti. Spero che sia stato chiaro. Sì. Certo. Non so come si accendono giusti. Ok. D'accordo. Va bene. Passo allora subito la parola al dottor Zagonai, che già in mattinata era già stato presentato. Vediamo se è a posto qua. Ho intitolato il mio intervento Carlo Frassinelli, tipografo, editore, serigrafo nella Torino fra le due guerre. Non possiamo considerare l'editore Carlo Frassinelli propriamente un vittoriese, ma è interessante sapere che un antesignano dell'editoria e del gusto tipografico del nostro Novecento porta un cognome diffuso a Vittorio Veneto. Questo credo sia sufficiente a ricordare e tratteggiare presso i nostri concittadini uno degli ultimi editori artigiani del secolo scorso e i suoi rapporti con scrittori e letterati del primo piano del mondo culturale piemontese e non solo della prima metà del Novecento. Egli operò per tutta la vita a Torino, dove allora vivevano due importanti personaggi originari della nostra città, Umberto Cosmo e Alberto Gentili. Carlo Frassinelli nacque ad Alessandria d'Egitto il 10 dicembre 1896 da Vittoria Frassinelli, nata a Ceneda e da padre ignoto. Secondo la biografia successiva di chi si è curato di lui, dice che anche il padre era un cenedese. Non dicono vittoriese, dicono cenedese. La sua infanzia non fu felice, mancandogli il genitore. Naturalmente volevo fare un inciso dicendo che Alessandria d'Egitto allora era popolata da oltre 30.000 italiani. Ad Alessandria d'Egitto poi ricordo che nacque ad esempio Marinetti, Ungaretti stesso, quindi c'era una comunità di italiani numerosa che praticamente svolgeva il ruolo verso il canale di Suez, di manutentori del canale di Suez, artigiani, commercianti e così, quindi c'era una comunità notevole. La sua infanzia comunque non fu felice, mancandogli genitore. Frequentò fino a 13 anni le scuole italiane e nel 1911 si cercò un lavoro presso una tipografia locale. Il mondo cosmopolita della città in cui era nato lo stimolò ad imparare le lingue straniere. Infatti conosceva l'inglese, il francese e l'arabo e ad avere una mentalità ricettiva alle novità.
A 17 anni, nel 1913, lasciò l'Egitto per portarsi in Italia, a Torino, e frequentare i corsi serali nella Regia Scuola Tipografica Vigliardi Paravia. Non riuscendo a farsi assumere come apprendista tipografo, fece tutti i mestieri per sopravvivere. Anche la comparsa nel film Maciste e Zala Mort a 6 lire al giorno. Allora Torino era la capitale della cinematografia italiana. Oppure il cinema italiano è nato a Torino, possiamo anche dire questo. Poi lavorò alla Fonderia Nebbiolo e alle tipografie Foà di Terenzio Grandi. Con l'inizio della guerra mondiale dovette interrompere l'apprendistato e nel 1916 fu arruolato combattendo sul Carso come soldato semplice, guadagnandosi poi il grado di ufficiale ed una croce di guerra al valor militare. Fatto prigioniero, fu mandato in campo di concentramento in Austria, quindi liberato con la fine della guerra e congedato dall'esercito italiano nel 1920. Durante la prigionia si esercitò con la serigrafia, un'altra sua passione. Questa tecnica di origine giapponese, ma coltivata in Inghilterra, Frassinelli la introdurrà per la prima volta in Italia nel 1931, con il nome di crivellografia che utilizzerà per le copertine di alcune sue edizioni. Tornato a Torino, riprese il lavoro tipografico. Frassinelli, già prima della guerra, aveva aderito al movimento futurista di Marinetti per mezzo di Terenzio Grandi, autore proprio nel 16 a Torino del libretto Futurismo tipografico, che aveva molto influito sulla formazione di Frassinelli. Partecipò pertanto con entusiasmo al secondo futurismo che a Torino era molto legato a Marinetti e al pittore roveretano Fortunato De Pero, accettando le impostazioni tecniche che il movimento intendeva promuovere. Sulla rivista mensile di Raffaello Bertieri, Il Risorgimento Grafico, Carlo Frassinelli pubblicherà a partire dal 1921 e fino agli anni 30, inoltrati, diversi scritti sulle nuove teorie della grafica e della tipografia per un rinnovamento totale di entrambe. Nel catalogo dell'Esposizione Futurista Internazionale, inaugurata da Marinetti dal 27 marzo al 27 aprile nel Salone del Winter Club di Torino del 1922, c'era un articolo di Carlo Frassinelli, alcune illustrazioni per la rivista grafica. Nel giornale, l'Ordine Nuovo dell'11 aprile, sotto il titolo Un operaio autodidatta, un giornalista che si firma MS, Mario Sarmati, scrisse: la conferenza che il tipografo Frassinelli tenne ieri nei locali dell'esposizione futurista merita di essere sottolineata in modo particolare tra le infinite conferenze di molti professori chiacchieroni che forniscono il sonnifero serale per gli annoiati. Frassinelli è un giovane operaio, il quale nei margini di tempo concessigli dal suo lavoro cerca di dare al suo lavoro appunto un carattere di novità e perplessità. Egli vagheggia una rivoluzione tipografica. E anni dopo riporterà queste cose nel suo trattato di architettura stampato nel 1941 e poi in una seconda edizione nel 1951, in cui scrive certe cose che poi si troverà nella pubblicazione. A Torino negli anni 20 Frassinelli conobbe e frequentò molti uomini di cultura e letterati, quali Pietro Gobetti, Franco Antonicelli, Cesare Pavese, Leone Ginsburg, Massimo Mila ed altri intellettuali che formeranno poi una fronda culturale antifascista. Nel 24 aprì in proprio, con capitale di 7.000 lire, una tipografia artigiana in via Riberi, sotto l'ombra della Mole Antonelliana. Iniziò con lo stampare volantini pubblicitari, biglietti da visita, locandine, registri, ma subito la sua tipografia si distinse per l'originalità, la bellezza, l'efficacia dei suoi stampati commerciali, propiziati dalla pubblicità autopromozionale sul bimestrale La Via del Successo Commerciale, stampato da Frassinelli negli anni 28-29. La bella stampa, la cura del prodotto, richiedeva tuttavia uno sforzo non comune, che si ripercuoteva nei costi del prodotto stesso. Per fare capire alla clientela che la qualità aveva un costo, nel 29 tradusse e pubblicò un libro di Roy Trewinport,
la sua capacità, che è in pratica il costo e la pratica di come si stampano le cose, la capacità imprenditoriale, la conoscenza delle lingue straniere, la volontà di sprovincializzare la cultura italiana, fecero della sua tipografia un punto d'incontro, un ritrovo continuamente sorvegliato dalla polizia di molti intellettuali, tra cui, oltre a quelli nominati sopra, si aggiunsero Ada Prosperi, che era la moglie, la vedova di Pietro Gobetti, Alberto Spaini, un traduttore dal tedesco, Anita Ro, Arrigo Caiumi, Mario Prats, Giacomo De Benedetti e il giovane Giulio Einaudi, che era nato, ricordiamo, nel 1912 e ebbe modo di entrare a suo piacimento per la prima volta in una tipografia e capire il lavoro organizzativo e pratico che serviva a creare un'editoria. Cioè praticamente Luigi Einaudi diventa tipografo, editore e tipografo perché aveva imparato da Frassinelli. Nel 1931 Frassinelli fondò l'omonima casa editrice e l'anno successivo iniziò a pubblicare una collana dal titolo Biblioteca Europea, sotto la direzione di Franco Antonicelli, che opererà fino al 1935, prima di venire confinato ad Agropoli, perché tutti i suoi collaboratori vennero prima o dopo messi al confino. E scrive Norberto Bobbio: Frassinelli era un tipografo che aveva fama di intelligente innovatore, di curioso sperimentatore, di uomo di immagine e di gusto, volitivo, energico, intraprendente. Si era fatto da sé e l'essere diventato un buon tipografo non bastava a soddisfare la sua ambizione, a mettere in movimento e in mostra tutte le sue capacità. La scelta degli autori e dei traduttori era di Antonicelli, ma l'uno e l'altro discutevano insieme la scelta delle copertine, del formato, del carattere. La collana sfornò dal 1932 al 1936 9 titoli di assoluta novità nel mercato editoriale italiano: L'Armata a cavallo di Isaac Babel, con la traduzione di Renato Poggioli, Moby Dick di Herman Melville, Riso Amaro di Sherwood Anderson, Daedalus di James Joyce, tutti tradotti da Cesare Pavese. Il processo di Franz Kafka, tradotto da Spaini, Il messaggio dell'imperatore, sempre di Kafka, però con la traduzione di Anita Ro, La luna dei Caraibi di O'Neill, con la traduzione di Ada Prospero, il capolavoro di Mark Twain, tradotto da Berti, e Il principe Otto di Robert Louis Stevenson, tradotto da Enzo Giacchino. Praticamente, da questo punto di vista, fu per la prima volta comparvero in Italia le opere di Kafka, di Joyce, di Melville con Moby Dick, e quindi sotto questo punto di vista l'innovatore merito della collana fu di Antonicelli, che curava questa collana, ma i traduttori sono fiori di traduttori e soprattutto il tipografo Frassinelli che accondiscese a fare queste pubblicazioni. E la traduzione di Moby Dick era già pronta, ma era rifiutata dall'editore Treves. Molte di queste traduzioni erano pronte, ma altri editori le avevano rifiutate. Era stata data a Franco Antonicelli, che stava organizzando e dirigendo questa collana di Frassinelli. Il contratto, stipulato in data 10 febbraio 1932, fissa il compenso in 1.000 lire. Il 19 maggio Frassinelli scrive un biglietto a Pavese di questo tenore: Egregio dottor Pavese, la prego di consegnarmi non più tardi di lunedì mattina il manoscritto di Riso Nero. Questa è un'altra traduzione. Si metta in rapporto con Antonicelli per affrettare le eventuali correzioni. Desidero più presto anche la prefazione. Distinti saluti, Frassinelli. E così Pavese rispose sul retro dello stesso biglietto: a te questo libro che, tradotto in triste periodo di abbassamento delle lettere italiane, quando nemmeno un cane di editore lo voleva, ora tutti lo vogliono leggere e stampare per sole 20 lire, offro, cioè in versi così. Quindi la corrispondenza fra Pavese e Frassinelli esiste nell'epistolario di Pavese, stampato da Einaudi dopo la sua morte negli anni 50, c'è una corrispondenza anche con Frassinelli. Ogni volume di questa collana era curata minuziosamente.
che Antonicelli insieme a Frassinelli sceglievano personalmente i caratteri, l'impaginazione, la spaziatura fra bianco e nero delle pagine. Altrettanto scrupolo ebbero nel licenziare le copertine dei libri. Ad esempio il libro di Isaac Babel, numero 1 della collana, con la copertina in cartone marezzato, porta al centro in panno lenci vellutato rosso un cosacco e in sella al suo cavallo, di cui era autore il giovane pittore torinese Mario Sturani. Proprio la copertina, qui è in panno lenci, c'è, questa è ingrandita, dopo nel libro la metteremo, c'è in panno lenci proprio il ritratto del cosacco, una copertina straordinaria che io ho a casa, che si può anche trovare in commercio, e il panno lenci, allora, praticamente era una stoffa della ditta Lenci, che è un acrostico di Ludus Est Nobis Constanter Industria, un'azienda di Torino fondata nel 1919, e questo panno era ottenuto per infeltrimento di fibre generalmente di lana cardata, dove aveva lavorato per qualche tempo Sturani, cioè quello che aveva poi disegnato la copertina. Ecco, in questo panno lenci è proprio incollato sopra una copertina rigida, una cosa abbastanza strana per il tempo e anche per adesso. Quindi curava in questo modo le copertine, non tutte hanno il panno lenci, però altre hanno dei bellissimi disegni. Frassinelli però era attento anche alla pubblicità e nel risvolto di copertina del fondo gli spiega sia le scelte editoriali che la cura della stampa e dei caratteri in questi termini. I libri sono libri che odiano il comune, il banale, il meccanico e avranno ciascuno una nota di sobria originalità. Libri che per la carta, i caratteri, la legatura, e cioè anche per il loro pregio materiale, affrontano la titubanza del pubblico con il loro prezzo moderato. La sua produzione tipografica ottenne diversi riconoscimenti, in primo luogo al Gran Premio dell'Esposizione Internazionale di Arti e Tecniche di Parigi del 1937. Nonostante l'ostilità delle autorità fasciste sia nei confronti dei suoi collaboratori traduttori, ma anche per gli autori pubblicati, nel 1940, bicentenario della nascita di Bodoni, e gli venne conferito il premio Bodoni, che consisteva nella considerevole somma di 10.000 lire ed anche nello stesso anno il diploma di onore alla 7ª Triennale di Milano. Ciò gli permise un minimo di respiro perché i suoi libri tanto belli non si vendevano molto. Aveva pure un certo intuito per le novità, ma non certo per gli affari. Nel 1933 fu il primo a pubblicare in un volume le avventure di Topolino, assieme all'editore Nerbini di Firenze, con il quale poi ebbe un contenzioso giudiziario dopo averle viste in Francia, dove avevano avuto un grande successo. Scrisse anche a Walt Disney, acquistando alcune storie che uscirono in 2 elegantissimi volumetti in album, in cui c'era scritto a cura di Antonicelli e la traduzione con la traduzione di Cesare Pavese. L'editore stesso ricordava che se ne vendettero 8-10.000 copie, ma quando l'agente di Topolino gli propose l'acquisto in esclusiva, la cifra fu ritenuta da Frassinelli spropositata e dovette pertanto rinunciarvi per mancanza di mezzi. Nel frattempo andava stampando alcuni altri volumi fuori collana, tra cui una bella strenna particolarmente curata nel 1936, La caduta del sole, leggenda di Bain, con la versione italiana di Corrado Tumiati, quel poeta che è stato che aveva una villa a Cappella, sopra la Cappella Maggiore. Le nubi, poesie di Sara Ivrea, e anche Lo sboccio di una vita di Gina Lombroso e l'esordio poetico di Lalla Romano, con le poesie La collana Fior del 1941. Questa è Lalla Romano, che sappiamo chi è diventata poi, aveva presentato queste poesie, pur con il giudizio positivo di Montale, erano state presentate ad Einaudi, ed appena la scrittrice ebbe in mano una copia, che Einaudi la rifiutò, una copia stampata da Frassinelli, portò una copia a Giulio Einaudi con la dedica a Giulio Einaudi, che non ha voluto stampare questo libro. In seguito però Lalla Romano sarà una punta di diamante dell'editore torinese.
Nel frattempo stampava anche libri, strenne o su commissione. Invece, però, il 15 maggio del 1935 a Torino vennero fermate dalla polizia circa 200 persone, tra cui molti intellettuali, tra essi Cesare Pavese, Franco Antonicelli, Carlo Levi, Giulio Einaudi e tanti altri. Cesare Pavese venne tradotto nelle carceri nuove, poi portato a Roma, a Regina Coeli, e infine il 5 agosto spedito al confino a Brancaleone, in Reggio Calabria, dove rimase fino a maggio del 1936. Il rapporto collaborativo di Cesare Pavese con Carlo Frassinelli continuerà anche quando lo scrittore diventerà assiduo collaboratore e dipendente di Einaudi, e ce lo testimoniano i 2 volumi di lettere di cui ho detto prima, ed una dedica di un'opera di Pavese a Frassinelli. Franco Antonicelli venne condannato a 3 anni di confino da trascorrere ad Agropoli, ma anche egli fu liberato nel 1936 e qualche tempo dopo poté tornare a Torino, dove il 10 gennaio del 1942 fonda la casa editrice Francesco De Silva, con l'intenzione di continuare la collana Biblioteca Europea che aveva diretto per Frassinelli. Nel giugno del 1947 pubblica la guida a Dante del suo insegnante di liceo Massimo d'Azeglio, Umberto Cosmo, perché tanti di questi personaggi, come Nobbio e così, erano stati allievo del nostro del dantista Umberto Cosmo. E subito, appena iniziata la nuova casa editrice, appunto, Antonicelli pubblica uno studio di Dante che ormai era del compianto un suo professore Umberto Cosmo. Mancando la presenza di Antonicelli per Frassinelli, prima per il confine ed in seguito per la rottura dei rapporti dovuta ai rispettivi forti caratteri, che finirono anche per via legali, la collana terminò. Vennero alla luce le incompatibilità tra la grande tecnica tipografica di Frassinelli, che doveva però anche tener conto della economia generale della sua ditta, e la vastissima cultura di Antonicelli, che lo portarono a questa conclusione. Io, veda, sebbene abbia la passione delle cose belle e il gusto delle sue eleganze tipografiche, ho così una superiore reverenza e fedeltà alla cultura che sacrifico piuttosto queste cose belle pur di fare il libro, e sono sicuro che nemmeno riuscirebbe brutto, perché basta la finezza e non occorre la ghindatura. Quindi c'era in ultimo un conflitto tra loro due. C'è anche una fitta corrispondenza fra i due in questi termini. Alla paura del tipografo di avere molti libri invenduti in magazzino, Antonicelli ribadiva che la collana della Biblioteca Europea ed anche la casa editrice stessa avevano bisogno di tempo per imporsi senza lasciarsi prendere dall'andamento momentaneo del mercato. Intanto i più stretti suoi collaboratori traduttori nel dopoguerra vennero ingaggiati da Giulio Einaudi, che poteva contare anche su cospicui mezzi finanziari della famiglia, e quegli spazi commerciali per Frassinelli si fecero molto più stretti. Inoltre anche Arnoldo Mondadori aveva incominciato a pubblicare nella collana Medusa, a partire dal 1933, un'accurata scelta di scrittori stranieri quali Alain Fournier, Hans Fallada, François Mauriac, Arnold Zweig, Perles Buch, Virginia Woolf, André Gide, Hermann Hesse, Dos Passos e altri ancora, inondando il mercato italiano di tanti autori stranieri fino ad allora sconosciuti al grande pubblico. Con tutto ciò Frassinelli aveva continuato, pur senza la direzione di Antonicelli, gli era subentrato per un breve periodo Giacomo De Benedetti, nelle pubblicazioni, e dopo i primi 9 volumi, continuamente ristampati, la collana proseguì con il nuovo titolo Romanzi, sempre con traduzioni da autori stranieri, collana che continuerà fino alla metà degli anni 60, con oltre 70 titoli. Tra gli autori c'è anche Wickert, Saltico Schedring, Catherine Mansfield, Paul Ernst, Charles Dickens e molti altri. Libri sempre rilegati a mano, con custodia colorata e nastrino segnalibro di seta. Le illustrazioni delle sue pubblicazioni, a partire dal 1943 fino agli ultimi anni 60 inoltrati, sono in gran parte del pittore e decoratore originario di Adria, Adriano Sigbaldi, morto nel 2007. Un altro illustratore delle copertine fu il figlio maggiore di Frassinelli, Giancarlo,
morto nel 1995, pittore e serigrafo che incominciò ancora giovanissimo l'attività nel 1946. Dal 1942 al 1946 Frassinelli pubblicò la collana Opere brevi, destinata ad ospitare noti e apprezzati autori, tra i quali venne pubblicata la Sinfonia pastorale di Gide e Siddhartha di Hermann Hesse nel 1945, questo. Sempre e nello stesso anno anche Tonio Kröger di Thomas Mann. Dopo l'8 settembre del 1943 Carlo Frassinelli fece parte della resistenza del Canavese, pur continuando a svolgere la sua opera di tipografo editore, e stampava clandestinamente opuscoli e manifesti per la resistenza, pur avendo molte volte avuto sopralluoghi dei nazifascisti. Ma con la fine della guerra, senza collaboratori del taglio di Antonicelli e con la sua struttura editoriale di Einaudi, che era a Torino come lui, che stava consolidandosi anche per merito dei suoi vecchi traduttori, lo spazio di Frassinelli si ridusse sempre di più, perché il mercato della distribuzione editoriale era ormai in mano ai grandi editori quali Risoli, Mondadori, Bompiani, Einaudi stesso. Egli non volle ingrandirsi, volle rimanere orgogliosamente artigiano, legato al lavoro manuale, non volle mai diventare un imprenditore. La sua produzione cominciò a rallentare e soprattutto non poté aumentare il suo catalogo e competere con i grandi editori, nonostante alcuni titoli come Il vento non sa leggere o Il mondo di Suzy Wong di Mason avessero avuto uno straordinario successo di lettori. Il 23 dicembre del 65 cedette il suo catalogo, che aveva però ancora all'attivo più di un centinaio di titoli, suddivisi in 3 collane, cedute alla Delphi Edizioni di Milano, che ne ristamperà alcuni titoli nella collana I numeri rossi. Nonostante ciò, la sua produzione editoriale mantenne sempre una costante di altissima qualità, con libri perfetti da ogni punto di vista editoriale. Nel 67 fondò l'Associazione dei serigrafi italiani, promuovendo in seguito un congresso internazionale di serigrafia con l'esposizione a Palazzo Reale di Milano nel 75. Il 22 settembre del 1982 il marchio Frassinelli, pur mantenendo la sua identità e autonomia, entra a far parte del gruppo Sperling e Kupfer di Tiziano Barbieri Toriani, che a sua volta nel 1995 entra a far parte del gruppo Mondadori. Attivissimo fino agli ultimi giorni di vita, colpito da ictus, muore improvvisamente il 17 novembre 1983, pochi giorni prima di compiere 87 anni. Un mese prima di morire, il 21 ottobre, ebbe la soddisfazione di ricevere il premio Strega per il suo intelligente lavoro di editore che ha servito a sprovincializzare la cultura italiana. In un'intervista rilasciata il 9 settembre dell'82, quindi poco prima di morire, un anno e mezzo prima della morte, affermava: «I miei libri mi costavano molto, talmente tanto che se avessi dovuto venderli al prezzo di costo nessuno li avrebbe comprati. Così finivo per venderli a un prezzo decisamente inferiore, quasi la metà. Io sono un idealista, ma sono contento così. Bisogna prendere la vita con filosofia e cercare sempre di avere una buona dose di sense of humor. Io ho lavorato per passione. Secondo me bisogna guadagnare i soldi sufficienti per vivere, il resto, puntini puntini. Forse perché io sono fatto così. Bisogna anche amare la musica e una grande gioia della vita». Un ulteriore omaggio dell'opera tipografica di Carlo Frassinelli venne proposta in occasione del Salone del Libro di Torino nel 1992, che io ho visitato, da Angelo Dorsi con la mostra Carlo Frassinelli, un'avventura editoriale tra le due guerre, curatore anche della Voce Frassinelli per il dizionario biografico degli italiani, il volume 50 del 1998. Ecco, io ho voluto in questo modo, anche se non è un cenedese, portare a conoscenza dei vittoriesi di questo grande personaggio che effettivamente prende le origini dalla nostra terra, anche se penso che non sia mai stato a Ceneda. Ecco, grazie e vi ringrazio dell'attenzione.
Adesso, come da programma, c'è la pausa e ci rivediamo fra 10 minuti, un quarto d'ora. Grazie.
Le luci. Le luci, ok. Ricominciamo con l'ultimo intervento a cura della socia Patrizia Moz Casoni, nata a Vittorio Veneto il 18 marzo 1956, diplomata disegnatore tecnico a Pordenone, impiegata come disegnatrice tecnica presso varie ditte in Italia, Austria, Ecuador e Turchia, ricercatrice storica dal 1997, appassionata di genealogia familiare, ricerche di storia locale e mappe antiche, socia del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche dal 2000 e autrice di numerose pubblicazioni. Cedo la parola. Grazie, buon pomeriggio e ben arrivati. Mi sentite? Non so. Ah, devo avvicinarlo? Perché ho la voce bassa. Si sente adesso? Ah, perché? Si sente meglio? Ok. Guido Bottoli nacque a Serravalle di Vittorio Veneto il 16 marzo del 1903 da Costantino ed Olga Buogo, e qui vediamo il suo atto di nascita. La sua famiglia di origine, i nonni paterni. Imerio Bottoli, figlio di Antonio, nacque a Rivarolo del Re, in provincia di Cremona, nel 1838 e sposò a Serravalle nel 1869 Augusta Bastanzi, figlia di Paolo, che nacque sempre a Serravalle il 30 maggio del 1827. Augusta era una bravissima ricamatrice e si sa già abbastanza su un libro di Vittorio Veneto che è appena stato adesso pubblicato. E da qui, da Imerio Bottoli, comincia la dinastia dei Bottoli di Vittorio Veneto. Imerio ed Augusta ebbero due figli, Costantino e Medardo. Costantino nacque nel 1872 e morì nel 1910. E lui era un economo dell'ospedale di Serravalle, un appassionato del gioco del pallone con bracciale, e qui lo vediamo il secondo a sinistra. Fu un maestro di musica, suonò il clarinetto, il flauto traverso, ma soprattutto fu un esperto fotografo. E qui vediamo il suo autoritratto a sinistra. A destra invece vediamo una cartolina delle varie che ci sono a Vittorio Veneto antiche, dove ritrae una sua foto da dilettante e ritrae proprio la via Guido Casoni con la fiera di Sant'Augusta in quell'occasione del 22 agosto. Nel 1901 Costantino sposò a Vittorio Veneto Olga Buogo, nacque nel 1880 e morì nel 1959. Era la figlia di Francesco, uno dei primi industriali nel settore lana a Vittorio Veneto dopo la metà dell'Ottocento. E qui sono i bei sposi, ecco, bellissimi, devo dire. Olga e Costantino ebbero 4 figli, tutti nati a Vittorio Veneto. Elda è nata nel 1901, Guido, il nostro protagonista, nato nel 1903, e qui lo vediamo con la mamma Olga. Poi arrivò Mario nel 1906 e Tito nel 1908, che è il padre adesso dei discendenti, sono qui tutti quasi in sala. Tito era detto Tito, però il suo vero nome era Battista. Ecco. Guido visse i suoi primi anni nel palazzetto di via Guido Casoni a Serravalle, insieme ai suoi fratelli sotto la protezione di nonna Augusta, mamma e papà. Questo è il palazzetto che guarda la via Guido Casoni, qui invece il lato che guarda il fiume Meschio, e questa prossima invece è la veduta di Serravalle, e qui vediamo il palazzetto da un'altra veduta.
All'età di 10 anni dovette fare i conti con il dolore, perdendo gli affetti prima di nonna Augusta nel 1908 e poi papà nel 1910, che vennero sepolti nel cimitero di Sant'Andrea a Serravalle, e qui è la loro tomba di famiglia. Nel 1913 Olga si trasferì definitivamente nel quartiere di Ceneda. Guido conobbe così nuovi amici con cui giocare insieme ai suoi fratelli. Purtroppo, dopo pochi anni, scoppiò la Grande Guerra Mondiale. Il nonno, dopodiché, lo mandò a studiare a Milano, all'Istituto Santa Marta, dove conseguì il diploma di perito chimico. Sapendolo appassionato di motori, gli donò una moto con cui scorazzò per le vie di Vittorio Veneto per un bel periodo da ragazzo. Per qualche anno fu impiegato nel lanificio Buogo nel reparto tintoria. Nel 1923 conobbe una ragazza del posto qui di Vittorio Veneto e era Maria Dal Sant, con cui ebbe il suo unico figlio, Elio, nato nel 1924, e qui lo vediamo in una prima comunione. Ora vi parlo della sua vita militare. A novembre del 1922 si arruolò volontario nel ramo aeronautico, che a quei tempi c'era solo l'esercito e la marina. Nel 1923 cominciò la sua carriera militare di pilota. Dal suo foglio matricolare, che vediamo, c'è scritto che era il soldato di leva, matricola numero 44425, classe 1903. Dal foglio matricolare possiamo ricavare alcuni dati personali, tra cui la statura, che era alto 1,77 m, aveva i capelli di color biondi e di forma ondulati, il naso e il mento erano regolari, gli occhi castani, la dentatura sana e i segni particolari nessuno. In pratica era perfetto, in pratica idoneo al gol. E la sua professione era il tintore in quel momento. Nel 1923 fu chiamato nel primo reggimento aeroplani nel campo di aviazione Gaedi di Brescia e poi dopodiché nel 1923, sempre a giugno, fu chiamato alle armi nel plotone autonomo aspiranti allievi piloti, invece in questo caso nel campo di aviazione Cameri in provincia di Novara. Dopodiché lo rimandarono a Gaedi al centro aerei da caccia e lo nominarono sergente. Il 28 marzo del 1923, con regio decreto, tutte le forze aeree del Regno vennero unificate sotto la Regia Aeronautica, che divenne la terza forza armata dello Stato italiano, e proprio quest'anno, fra 3 giorni, ci sarà il centenario dell'aeronautica militare con grandi festeggiamenti, per chi non lo sa, ecco. Nel 1924 diventò pilota di apparecchi Henriot, un caccia biplano monoposto francese, e qui lo vediamo. Dopodiché, nell'aprile del 24, diventò sergente. Nel 25 invece fu abilitato con pilotare un aeroplano Newport 29, sempre francese, e lo vediamo a destra, lo vedete, giovane pilota, ecco. Nel 26 fu abilitato a pilotare aeroplani Fiat CR1, un biplano da caccia, e qui sulla sinistra lo vediamo con i suoi compagni di corso. Fu anche abilitato nel frattempo a pilotare l'aereo AC-3 Ansaldo, un monoplano da caccia, sempre piccoli aerei, perché adesso siamo abituati a vedere i caccia diversi. Ecco. Nel 1935 fu richiamato alle armi e inviato in Africa orientale. Pilotò caccia Fiat CR20 e venne poi nominato sottotenente di complemento. E qui la vedete davanti a questo aereo. A destra invece lo vediamo tranquillo a riposare sotto l'ombra con un leoncino in braccio. Non so se lo vedete perché ecco. Quindi era un attimo di pausa.
Adesso vi faccio vedere alcune riviste molto colorate di quel tempo, che erano le Vie d'Italia, che erano, cioè, dove si trovavano parecchie istruzioni di cose di aerei, poi l'Ala l'Italia. Quindi vi ho fatto vedere alcune che mi sono informata su alcuni documenti. Questi invece sono delle locandine pubblicitarie dell'Ansaldo, della Fiat, come vedete, e anche della Shell, che era il combustibile che usavano in quei tempi, gli aeroplani Caproni, Savoia, Marchetti, insomma vi ho messo alcune di quei aerei che lui ha pilotato. Ecco. Ora passo come pilota civile, in pratica finì la sua carriera, diciamo, militare. E lui era appassionato proprio di aerei e preferiva, si vede, andare su quelli, diciamo, civili. E quindi Guido nel 1931 lo troviamo che partecipò al secondo giro aereo d'Italia e pilotò un apparecchio FIA AS1, che era un aereo da turismo, ma poi fu costretto al ritiro per un guasto tecnico e il primo classificato fu Ambrogio Colombo, che qui vediamo a destra, che vinse con un Breda. E ora vi parlo dei brevetti. Ecco, nel 1932 prese il brevetto di pilota di terzo grado e nel 1933 fu allenato per pilotare apparecchi da turismo. E questi sono tutti documenti che lo certificano. Dal 1933 fu istruttore di volo alla scuola Giovanni Monti presso l'Aeroclub Padova, Mariano D'Ayala Godoy, e al campo di aviazione Gino Allegri, che tuttora esiste come campo. E qui sotto vediamo vari articoli di giornale che parlano di lui come istruttore bravissimo e dicono anche che i suoi alunni, chiamiamoli così, li chiamavano i suoi aquilotti, ecco, per dire. Questo è un altro articolo sempre che racconta appunto che nel 1934 la prima aviatrice dell'Aeroclub Padova fu Rosina Baldassari e il suo istruttore di volo fu proprio Guido Bottoli. E vi dico che leggendo ultimamente che a tutt'oggi sono solo il 6% delle aviatrici pilote in Italia, così ho letto, quindi sono rimaste ancora poche. Qui invece lo vediamo nella veste, diciamo, di aiuto pilota, non pilota meccanico, lo vediamo qui a destra. E questo era proprio l'aereo da turismo, quello suo AS1. Il 28 ottobre del 1934 venne costituita la prima compagnia di bandiera italiana a partecipazione statale, che era l'Ala Littoria, un insieme di compagnie aeree che era la SAM di Roma, la SANA di Genova e la SISA di Trieste. E qui sotto vediamo la sede dell'Ala Littoria, che poi c'era l'aeroporto Littorio, e a destra una locandina di pubblicità. Lui da quel momento, diciamo, da quando si è formata questa nuova compagnia aerea, in pratica venne assunto all'Ala Littoria e a fine 1935 aveva già percorso 95.492 chilometri. Nel frattempo lo mandarono nella linea postale nella rotta d'Africa e inizialmente con dei bimotori Caproni che Borea. E qui lo vediamo lui, lo faccio vedere, con tutta la posta arrivata, che era in tempo della campagna d'Africa. E quindi c'erano tanti soldati e anche molte famiglie, quindi era importante avere la corrispondenza. In questo invece articolo racconta che proprio Guido Bottoli arrivò, c'è scritto proprio ieri alle 2:30 pomeridiane, con un'ora di anticipo sull'orario abituale, ha atterrato nell'aerodromo di Dekeila, o che sarebbe Dekeila, in Alessandria, l'Egitto, il trimotore italiano della linea postale Tripoli-Alessandria.
e appunto dice che poi il giorno dopo sarebbe ripartito, perché non pensiate che facevano in giornata, ci volevano 2 o 3 giorni anche di viaggio, facevano varie tappe, ho letto, insomma, mi sono documentata, ecco. Qui invece vediamo sempre Guido con alcuni aerei, che sempre i Savoia Marchetti S-73, ma di varie linee che lui ha pilotato. Questa è una mappa dove si vedono le linee dell'ala Littoria, quelle in rosso più in grosso, sono tutte linee che appunto trattava l'ala Littoria, che leggevo che era diventata quasi la terza compagnia di bandiera di tutte, dopo la Francia e la Germania. E invece le altre, quelle più in alto, sono linee di collegamento di altre compagnie aeree. Le onorificenze. Nel 1937 diventò Cavaliere della Corona d'Italia e nel 1938 prese la Croce del Merito di Guerra per le operazioni militari in Africa orientale, che avevo parlato prima, nel 1935. E qui ci sono tutti i documenti. Nel 1936 il comandante Guido Bottoli inaugurò la linea Bologna-Roma, e questa c'è tutta la cronaca del giornale che ne parla, e tra questi il giornalista scrive a un certo punto che c'era un materasso di nebbia. In pratica il viaggio era tremendo, però andò tutto a gonfie vele e l'apparecchio era sempre un trimotore S-73. E il cavalier Bottoli, un ottimo pilota e comandante, c'è scritto. Guido sposò a Roma il 1° giugno del 1938 Zara Dalcin, e questo è il suo documento. Nel frattempo stava pilotando verso i primi di novembre un aereo Savoia Marchetti SM-75. E in pratica questa era la linea che faceva Roma, Venezia, Monaco, Berlino. E come vedete l'aereo sembrava anche un bel aereo grosso rispetto ai primi che lui pilotava, solo che poi anche qui mi sono letta la scheda, le ali non erano in metallo, erano in legno e ricoperte di tela con poi una vernice sopra, quindi diciamo saprete il motivo che vi ho detto questo dopo. Ecco. Questo invece è una locandina di pubblicità di questo aereo, perché era stato acquistato dall'ala Littoria a ottobre del 1938, quindi era nuovo di zecca quasi. E qui dice che portava 18 passeggeri e la velocità era di 330 km/h. E come vedete, dove erano tutti seduti i passeggeri, il posto dei bagagli e dei piloti, insomma. Diciamo l'aereo faceva una bella figura e anche dava sicurezza, secondo quello che vediamo. Ecco, ora vi parlo del tragico ultimo volo del 22 novembre del 1938 nella linea Berlino-Monaco-Venezia-Roma. Verso mezzogiorno, dopo essere partito da Monaco in direzione Venezia, mentre sorvolava sopra Winkler in Austria, causa il ghiaccio che appesantì le ali del veicolo, l'SM-75 ITUN, Guido si vide costretto ad un atterraggio di fortuna, purtroppo schiantandosi sulla montagna di Penselberg. Dei 5 membri dell'equipaggio perirono immediatamente Guido Bottoli, comandante, Oreste Bossi, secondo pilota, Salvatore Giannino, macronista, Mario Vagliani, motorista. Si salvò Ugo Manservigi, un altro motorista, ma l'aereo per fortuna non aveva passeggeri a bordo. Qui vediamo l'articolo del giornale, a destra troviamo del giornale di Lienz, dove descrive tutto come sono andate le cose, i primi soccorsi di questi aviatori. Questi qui invece sono altri articoli che invece riguardano le onoranze funebri che furono fatte a Venezia alla chiesa degli Scalzi alla mattina del 27 novembre e il funerale fu fatto a Vittorio Veneto.
E in questi articoli si legge tutte le persone, le autorità, i fiori, ci sono state 50 corone di fiori. In pratica era ben voluto questo pilota e tutti l'hanno ricordato, vi dico, poi lo troverete negli atti, tutti i nomi, insomma non vi sto adesso a descrivere. Ecco. Questo invece è il corteo funebre che partì, vediamo la prima a sinistra, dalla chiesetta di San Filippo, che tutti conoscono, quella della Consolata di via Rizzera qui a Ceneda, poi si diresse in via Lioni, davanti noi vediamo qui il Palazzo Altan, e per poi arrivare nella piazza Cattedrale di fronte al Museo della Battaglia. E qui c'è tutta la folla, era comunque una giornata di pioggia. A destra vi ho messo la via Lioni come adesso per chi non conosce Vittorio Veneto. Ecco, e qui adesso al posto della corona di fiori vediamo l'aiuola, qui la rotonda. Ecco, tanto per farvi vedere qualcosa. Fu sepolto nella cappella di famiglia nel cimitero di Ceneda a Vittorio Veneto. Qui a sinistra vediamo la cappella, Bottoli Buogo. E all'interno troviamo la sua tomba che proprio dice il cavalier Guido Bottoli, comandante dell'ala Littoria. Invece poi qui a destra vediamo l'elica dell'aereo caduto. Pensate che ora sono passati 85 anni e c'è ancora l'elica. Ecco. Questo è un santino commemorativo appunto per la sua morte. È molto toccante la poesia, vi posso leggere due parole, insomma, ecco, che dice, che mi ha toccato, il Dio lo chiamò al suo cielo ed egli a lui salì. Poi potete leggerlo poi dappertutto quando ci saranno gli atti. Dopo la sua morte, nel 1939 gli fu donata la medaglia d'argento alla memoria e questo viene scritta in questo libro che vedete sulla destra, che è dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, e l'Albo d'Oro. Dopodiché anche nella chiesetta di San Benedetto di Winkler, che è a quota 1375, fu affissata una lapide in ricordo degli aviatori caduti. E qui la vediamo, vi faccio vedere questa. A destra vediamo il fratello Tito che andò in visita più di una volta in questo luogo dell'incidente. Ecco qua il particolare, perché anche qui volevo farvi vedere che c'è l'elica, un'altra elica in onore di questi caduti. E la lapide è sulla destra, che qui vediamo, che dicono: nella burrascosa giornata del 22 novembre del 1938 il destino travolse nel cielo di Winkler l'aeromobile ITUON e nell'adempimento del loro dovere trovarono la morte i valorosi aviatori italiani, e riportano tutti i loro nomi, quelli che vi ho elencato prima. Non è finita qui, vi tengo ancora un attimo. La Transadriatica nel 1946 costituì a Venezia una nuova compagnia aerea. Nel 1947 la flotta era composta da 5 aerei Douglas, i C-47, che erano residuati bellici americani e trasformati ad uso civile proprio alle officine del Lido di Venezia. E uno di essi è l'ITRES, che fu dedicato a Guido Bottoli, e qui potete notare il suo nome. Non è finita qui. Trovo questo documento della CIA, del segretato, che la Transadriatica formata da 5 appunto C-47, quindi conferma un documento in più, insomma, di questa storia. L'aereo C-47-I3 con il nome Guido Bottoli, qui lo vediamo all'aeroporto di San Nicolò, il Nicelli di oggi, conosciuto, nel Lido di Venezia, insomma del Lido di Venezia. E qui vediamo l'aereo con scritto Transadriatica e il nome è sempre rimasto lì, è sempre sotto.
Nel 1949 fu costituita l'Ali Flotte Riunite, che era sempre una compagnia aerea con l'Airone, con l'Aviolinea Italiana che era la Fiat, e la Sisa e la Transadriatica. E qui, anche in questo aereo, nonostante è stato cambiato di compagnia, rimase l'ITRS e con il nome sempre di Bottoli. Dopodiché nel 1952 questa compagnia viene riacquistata dalla LAI, che era una compagnia sempre aerea di Roma, che poi in pratica verrà poi l'Alitalia, insieme all'Alitalia, quindi nel 50, se non erro, 57 o 59, divenne poi Alitalia completa. E cambiarono però il codice dell'aereo, non era più il famoso ITRS, però era LILI, però mantenne il nome di Guido Bottoli. E questo aereo, ho fatto una ricerca, venne tenuto fino al 1956 e poi venduto a una compagnia straniere. Dopo nel 70 è ritornato in America e insomma l'hanno distrutto completamente. E qui vi dico che veramente per 9 anni il nome di Guido Bottoli volò nei cieli dell'Italia e dell'Europa, quindi non moriva mai, insomma, questo uomo. Ecco. Elio, figlio di Guido, nel 1953 commissionò un affresco in memoria di suo padre nella chiesa di Meschio di Vittorio Veneto, e questo che vedete sulla sinistra, senza barba, rappresenta Guido. E l'affresco fu fatto da Elio Casagrande, un artista locale. Nel 2013 ho trovato questo articolo di giornale di Antenne, di Winkler, che ricorda il disastroso incidente dell'aereo a Penzberg del 22 novembre. Dopo 75 anni gli austriaci hanno donato ancora a questi aviatori, diciamo, un ricordo, e hanno due pagine e raccontano veramente la storia. Ora ricordiamolo con il suo bel sorriso, a sinistra come aviatore e a destra da semplice cittadino in un bar davanti a un buon bicchiere di birra fresca. Vi ringrazio in particolare Costantino, il figlio di Bottoli, che ha curato le immagini del testo, poi Roberto, Giorgio, Carlo e Maurizio che mi hanno fornito dei vari articoli di giornale e foto. Un grazie anche a Paola Bottoli, figlia di Elio, che abita in Sardegna, al tenente colonnello Paolo Turchetto dell'Ufficio Storico di Roma dell'Aeronautica Militare, che mi ha dato un po' una dritta sulle onorificenze, a Pietro Lando, storico veneziano, e a Livio Carbellotto, che mi ha sostenuto nell'archivio parrocchiale di Serravalle. Ringrazio tutti i presenti in sala e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie. Mi puoi ricordare? Ok. Sì, sì. A posto. Bene, grazie a tutti. Siamo in chiusura di questo convegno. Ricordo che oggi non sono stati presentati in particolare 3 lavori che troverete poi negli atti, insieme alle altre comunicazioni. Il lavoro di Poldrugo Imperio Loredana, i primi perucchini, il lavoro di Rallo è stato presentato, Astolfo Don Paolo Monsignor Gottardo Possamai, e di Caberlotto Livio Don Apollonio Piazza,
un prete cadorino tra Vittorio, l'Alpago e Due Guerre. Queste le troverete direttamente negli atti del convegno, insieme alle comunicazioni, che sono della Giustina Massimo, Ugo Cerletti, medico di Conegliano, Gobbato Franco Giuseppe, gli intagliatori pigati da Conegliano, sempre Gobbato Franco Giuseppe, Luciano Callegaro, capitano degli Alpini, Luccheschi Maurizio, Maria Geltrude Filomena Luccheschi, monaca benedettina, Magoga Don Alessio, Don Dionisio Ragazzon parroco di Bibano, Mezzaroba Leonardo Giuseppe Grava, Moz Casoni Patrizia Eugenio Tranchini, Spedicato Posocco Anna Italo Posocco, Ruzza Giovanni Vincenzo Ruzza. Ecco, questi ultimi 4 sono stati soci, e non solo soci, magari anche presidenti, coordinatori del circolo, e quindi ho voluto io dal convegno precedente che fossero inserite le loro biografie negli atti dei convegni per ricordare questo prezioso contributo, la presenza e l'impegno che hanno dedicato nella loro vita a vantaggio del circolo. Bene, la registrazione della tenda TV la troveremo sul sito della tenda fra qualche giorno, completa e ripulita, mi diceva, ecco. E gli atti del convegno li presenteremo venerdì 1° dicembre. Sì. Consegneremo al lettore 23 biografie assolutamente nuove, oggi avete avuto le anticipazioni, frutto di anni di ricerca dei nostri studiosi, ricercatori. E con questa nuova pubblicazione ci auguriamo non solo di incontrare il favore degli amici del circolo, del pubblico che ci segue, ma anche di allargare la base dei nostri lettori. E quindi chiudo anche questo convegno ringraziando prima di tutto i relatori, che veramente hanno dedicato tempo alle ricerche, i moderatori, tutti i presenti. Ringrazio l'amministrazione di Vittorio Veneto, l'editore De Bastiani e naturalmente Federico Campodall'Orto, Tenda TV. E aggiungo una riflessione. Il circolo nei 40 anni di studio ed esperienza ha prodotto gioielli di ricerca storica, che sono spesso alla base dei lavori di altri studiosi. E guardiamo avanti, ci auguriamo di poter trasmettere la passione per la ricerca storica a qualche giovane che speriamo continui la strada da noi intrapresa. Vi ringrazio tutti, buona serata.